Canto d'ingresso, pagina 169. Anime di tutte le tue opere, beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli. Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio unico, mistero imperscrutabile, inaccessibile, ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini. Beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Celebriamo con questa messa vespertina la solennità di tutti i santi e questa Santa Messa è celebrata per Salvatore, Marianna e Rosaria. E per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti
adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci doni la gioia di celebrare in un'unica festa i meriti e la gloria di tutti i santi, concedi al tuo popolo, per la comune intercessione di tanti nostri fratelli, l'abbondanza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi salire dall'Oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai 4 angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in veste candide, e tenevano rami di palma nelle mani e gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all'agnello. E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai 4 esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono
e adorarono Dio dicendo Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono? Io risposi: Signore mio, tu lo sai. E lui: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'agnello. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, O Signore, Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocente e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli. ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Parola di Dio. diamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo
secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegrati ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Siano lodati Gesù e Maria. Il 1 novembre, quindi già con questa Santa Messa della Vigilia, la Chiesa celebra la festa di tutti i santi. È una delle feste più belle, perché ci indica quella che sarà la nostra sorte futura, la nostra patria celeste, per la quale siamo stati creati. Quindi la terra è soltanto un passaggio, ma la nostra vera patria è il cielo. E su questa terra noi non potremo mai essere totalmente felici. Insieme certamente a tante belle rose ci saranno anche tante spine. Ci sarà sempre qualche lacrima da versare, ma quando entreremo in paradiso, allora non ci sarà alcuna sofferenza e ci uniremo all'immensa schiera degli angeli e dei santi per glorificare in eterno l'infinita misericordia di Dio. La festa di oggi ci ricorda che la santità non è un'esclusiva di pochi prescelti, ma è un dono offerto a tutti per il fatto che Gesù ha detto a tutti indistintamente di essere perfetti come il Padre Celeste. E quando Gesù pronunciava queste parole, egli stava parlando della carità. Ciò ci insegna che la perfezione si raggiunge soprattutto, essenzialmente, praticando la carità verso Dio e verso il prossimo, come abbiamo meditato in questi ultimi giorni. Saremo perfetti nella misura della nostra carità. Essere santi, pertanto, significa amare Dio con tutto il cuore, con tutte le forze e amare il prossimo come Gesù ha amato noi. E queste parole ci insegnano inoltre che ci sarà sempre da migliorare, da crescere in questa ricerca della perfezione, per il fatto che mai e poi mai noi riusciremo ad essere perfetti come il Padre Celeste. E quindi Gesù ci ha posto questo modello irraggiungibile per spronarci a un miglioramento continuo. Non saremo mai arrivati in questa opera di perfezionamento. Il brano evangelico scelto per questa celebrazione è la pagina delle Beatitudini. Questa pagina si può considerare come la Magna Carta del cristianesimo, la pagina che ci indica la perfezione della carità. I santi sono stati coloro che hanno vissuto questa pagina evangelica di oggi nel modo migliore. Sono stati poveri in spirito, ovvero staccati dai beni di questa terra, e hanno rivolto il loro cuore al Signore. Essi hanno pianto e hanno sofferto per il regno dei cieli e ora godono eternamente la felicità del paradiso.
Essi sono stati miti di cuore sull'esempio di Gesù che con la forza della mitezza ha trionfato sulla violenza che domina il mondo. Essi hanno avuto fame e sete della giustizia, ovvero hanno avuto un vivo desiderio di Dio, mettendolo al di sopra di ogni loro aspirazione. Sono stati misericordiosi e puri di cuore, operatori di pace, perseguitati per la giustizia. In poche parole, i santi cosa hanno fatto? Hanno vissuto la vita di Gesù. I santi sono per noi degli esempi concreti da imitare. Guardando loro noi comprendiamo come deve essere vissuto il Vangelo fedelmente in ogni circostanza della nostra vita. San Francesco di Sales si domandava che differenza ci fosse tra il Vangelo e la vita di un santo e faceva questo paragone come una musica scritta sul rigo musicale e una musica eseguita. Ecco, la vita del santo è il Vangelo eseguito, quindi come questa bellissima armonia eseguita nella vita. E diceva un padre della Chiesa che il santo è colui che è interiormente armonizzato con questa celeste armonia, ecco, del paradiso. I santi non sono nati già perfetti, ma hanno dovuto superare le nostre stesse difficoltà, hanno dovuto vincere le nostre stesse tentazioni. Essi hanno creduto, sperato, amato, hanno pregato e hanno atteso unicamente da Dio la grazia per superare tutte le prove cui erano sottoposti. La lettura di qualche loro biografia ci incoraggerà certamente a proseguire il cammino che conduce alla perfezione. Come hanno fatto loro, così possiamo fare anche noi. Sant'Ignazio di Loyola iniziò il suo cammino spirituale leggendo quasi per forza un libro che narrava la vita dei santi. Egli si trovava convalescente a letto e tanto per ingannare il tempo si mise a leggere, inizialmente controvoglia, uno dei 2 unici libri che si trovavano in quella casa, appunto un florilegio sulla vita dei santi. Inizialmente quella lettura lo lasciava indifferente, ma quanto più andava avanti, tanto più avvertiva i benefici influssi di quei racconti. Quelle pagine lasciavano nel suo cuore una pace profonda e il desiderio sempre più forte di imitare degli esempi così belli. I santi sono per noi anche degli intercessori da invocare. Essi pregano per noi e Dio vuole far risplendere la sua bontà e misericordia servendosi della preghiera dei suoi santi per elargire le sue grazie sul mondo intero. Affidiamoci anche noi alle intercessioni di qualche santo di cui abbiamo particolare devozione e sperimenteremo certamente dei grandi benefici. Siano lodati Gesù e Maria. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Dio dona sempre alla sua Chiesa luminosi testimoni che dal cielo ne accompagnano il cammino verso il regno. Per l'intercessione della festosa corona dei santi, con piena fiducia presentiamo a Dio Padre i nostri desideri di bene e le necessità del mondo. E ripetiamo: santifica la tua Chiesa, Signore. Padre Santo, che con il Figlio e lo Spirito Santo sei comunione di amore, concedi alla tua Chiesa di essere sempre fedele alla propria vocazione, perché sia segno e strumento della presenza di Cristo nel mondo. Noi ti preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Padre amorevole, che all'alba della creazione hai benedetto la famiglia, prima comunità umana, sostieni gli sposi con la grazia del tuo Spirito, perché irradino la gioia operosa e feconda del Vangelo. Noi ti preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Padre dei poveri, che ti prendi cura del forestiero, dell'orfano e della vedova, suscita in mezzo a noi uomini e donne caritatevoli, perché le speranze dei poveri non restino deluse. Noi ti preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Padre della luce, che chiami tutti i tuoi figli a essere santi e immacolati nell'amore, rivela il tuo volto a tutti coloro che ancora non credono, perché si aprano alla novità dello Spirito. Noi ti preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Padre misericordioso, che chiami ciascuno di noi a essere santo nelle vicende della vita quotidiana, rendici capaci di rispondere al tuo appello, perché possiamo un giorno prendere parte alla gloria dei beati nel cielo. Noi ti preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Dio fedele, che in Cristo tuo Figlio ci hai dato il Maestro e il modello di ogni santità, fa che vivendo nello spirito delle beatitudini giungiamo a cantare in eterno il cantico nuovo nell'assemblea dei tuoi eletti, per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti siano graditi, o Signore, i doni che ti offriamo in onore di tutti i santi, essi che già godono della tua vita immortale, ci proteggano nel cammino verso di te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di celebrare la città santa, la Gerusalemme del cielo che è nostra madre, dove l'assemblea festosa dei nostri fratelli glorifica in eterno il tuo nome. Verso la patria comune, noi pellegrini sulla terra, sorretti dalla fede, affrettiamo il cammino, lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti della Chiesa, che nella nostra debolezza ci doni come sostegno e modello di vita. Per questo dono del tuo amore, uniti a loro e all'immensa schiera degli angeli, cantiamo con esultanza la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, 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 Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, 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 Osanna. Nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Enrico, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione, pagina 514. Luce divina splende di te, il segreto del mattino. Luce di Cristo sei per noi, terza voce di sapienza.
Preghiamo. O Dio, unica fonte di ogni santità, mirabile in tutti i tuoi santi, fa che raggiungiamo anche noi la pienezza del tuo amore per passare da questa mensa che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno al festoso banchetto del cielo. Per Cristo nostro Signore. Vogliamo affidare ancora i nostri malati, Davide, il maestro di coro, e Gemma alla Madonna della Salute. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Della nostra morte. Amen. Madonna della Salute. E ricordo che da oggi pomeriggio, dal mezzogiorno di oggi a tutto domani, si può tenere l'indulgenza plenaria con la visita in chiesa da applicare ai fedeli defunti. Poi ecco, fino all'8 si può ottenere visitando il cimitero. Ecco, allora recitiamo adesso le preghiere per l'indulgenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Secondo l'intenzione del Santo Padre, recitiamo una Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsu dunque, avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi. e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Canto pagina 445.